pestaggio del trentenne in via Fogazzaro emerge la nuova piaga che affligge l'area più problematica di Mestre. I comitati dei residenti: non dobbiamo cedere al ricatto, ma serve una presenza costante di agenti e telecamere. Il giallo di Alex Marangone, effettuati dei prelievi sull'auto del giovane trovato morto sul Piave inizio luglio. A suggerirlo i familiari del 25enne di Marcon, che hanno chiesto agli inquirenti di esaminare alcune macchie sospette. Arriva l'ondata di maltempo che spazzerà via il caldo, ma potrebbe portare disagi e danni. L'allerta gialla su tutto il territorio regionale da stanotte fino alla serata di lunedì. Momenti di alta tensione nel pomeriggio in spiaggia a Sottomarina tra turisti ubriachi e i bagnini della Torretta 1, tensione poi sfumata grazie all'intervento delle forze dell'ordine. In 10 anni in Veneto persi quasi 50.000 artigiani tra idraulici, elettricisti e manutentori. L'allarme della CGA di Mestre: se il trend non si inverte, in futuro a rischio le riparazioni. Croce Rossa Venezia con numeri da record, spia di una crescente richiesta di interventi e urgenze, tra queste la necessità di acquistare una seconda idroambulanza per la laguna. Calcio, torna alla Serie A, domani il Venezia fa il suo esordio nella difficile trasferta all'Olimpico contro la Lazio. Mister Di Francesco: bello tornare nella massima serie, ma conta solo il Venezia, dobbiamo dare il massimo per questa maglia. Buonasera, eccoci in diretta con l'edizione di Venezia dei telegiornali di Antenna 3. Partiamo dalla violenta aggressione, dal pestaggio subito da un trentenne in via Fogazzaro a Mestre, che mette in risalto la drammatica situazione che vive quella zona di Mestre. I residenti chiedono telecamere e controlli più assidui da parte delle forze dell'ordine. A Mestre sta facendo discutere la nuova profilazione criminale con cui sbandati, per lo più tossicodipendenti, si avvicinano alle potenziali vittime in cerca di denaro contante per l'acquisto di una dose. Si tratta di un'estorsione vera e propria. A darne notizia con grande coraggio Elisabetta il giorno dopo il pestaggio del figlio. Ti dicono o soldi o coltello, cioè è una cosa pazzesca. È un nuovo genere di estorsione che non conoscevo. Così da via Piave, cioè a meno di 1 chilometro da via Fogazzaro, Ernesto Rosapepe, da sempre in prima linea contro spaccio e degrado, invita la gente a non cedere alla paura e a comportarsi come Gilberto. Per fortuna no, qua non è ancora successo, perlomeno non ho sentito che sia successo qui. Bisogna avere coraggio di denunciare. Non cedere al ricatto dei malviventi né dei pochi spiccioli da tenere in tasca per tenere a bada i tossicodipendenti, ci dice anche oggi al telefono sempre Elisabetta. Intanto in via Fogazzaro i residenti vivono angosciati per le minacce e intimidazioni che subiscono quotidianamente, raccontano. Bisogna guardarsi attorno, cioè nel senso che quando tu cammini qui devi sempre avere occhi davanti, dietro, accompagnare gli anziani a fare bancomat. Una volta che c'era polizia, che c'erano i carabinieri, che c'era che passava, si vedeva, adesso non si vede altro. Cioè gli agenti, i vigili o la polizia o chi per loro devono scendere dalle macchine e camminare. Devono controllare le persone, devono far vedere le divise. A dirci che qui in via Fogazzaro c'è gente pericolosa, anche alcuni cittadini stranieri di loro iniziativa si avvicinano con coraggio alla telecamera. Tante brutte persone qua, brutti vuol dire gente che rubano, vendono droga, e loro gira sempre, non lo so polizia. Cosa fare. Lunedì prossimo, 19 agosto, Gilberto, il trentenne pestato, subirà l'intervento chirurgico per la frattura multipla al naso e riportata dopo la barbara aggressione, denunciata in mattinata in questura. Già fermati e identificati rispettivamente da polizia locale e agenti della questura di Venezia i 2 aggressori, la 19enne marocchina e il 25enne nigeriano, entrambi però già a piede libero, sebbene con una denuncia di lesioni in concorso. E si sono vissuti momenti di alta tensione nel pomeriggio in spiaggia a Sottomarina tra turisti, presumibilmente ubriachi, e bagnini della Torretta 1. Una tensione che poi in realtà è sfumata grazie all'intervento delle forze dell'ordine. Ringraziamento da parte del sindaco Mauro Armelao agli agenti della Polizia di Stato, dell'Arma dei Carabinieri, della Finanza e della Capitaneria di Porto per essere intervenuti immediatamente, ha detto, per sedare quella che poteva sfociare in una vera e propria aggressione. Per fortuna poi la situazione è tornata, come detto, alla normalità.
Il giallo di Alex Marangon: sono stati effettuati dei prelievi sull'auto del giovane trovato morto sul Piave a inizio luglio. I familiari del 25enne hanno chiesto agli inquirenti di esaminare alcune macchie sospette. Noi, la famiglia in particolare, non abbiamo mai parlato di tracce di sangue nell'auto. Abbiamo fatto presente che ci sono delle tracce nell'auto di Alex che vanno esaminate. Poi, se sarà sangue o altra sostanza, lo vedremo. Ancora una volta l'ultima parola spetterà alla scienza. D'altronde la volontà dei familiari di Alex Marangon resta quella di ricostruire gli ultimi istanti di vita del giovane scomparso nella notte del 30 giugno scorso dall'abbazia di Vidora nel corso di un rito sciamanico e ritrovato morto 2 giorni dopo su un isolotto a Ciano del Montello. Proprio i genitori hanno notato quelle strane macchie nell'auto, in particolare sul freno a mano, da qui la richiesta di analisi con i carabinieri del reparto scientifico di Treviso, che hanno effettuato quello che in gergo tecnico si chiama tampone. Sì, quello è stato fatto certamente, adesso verranno analizzati. Ci aspettiamo evidentemente un'analisi ritengo con la procedura dell'accertamento tecnico non ripetibile, o comunque valuterà poi la procura come farlo, però ancora non si sa che tipo di sostanza sia. Abbiamo chiesto di verificarne la natura, tutto qui. Si tratta dell'ultimo approfondimento chiesto in ordine di tempo dalla famiglia, che nelle settimane scorse aveva indicato anche lo strumento del test sul capello tra i partecipanti al rito, e questo in attesa del responso degli esami tossicologici effettuati sul corpo dello stesso Alex. Sullo sfondo ci sono poi le parole dei 2 curanderos che, attraverso un memoriale scritto, stanno redigendo la loro versione attraverso l'avvocato Oscar Palè Sant'Andreu. Ipotesi dell'omicidio senza senso, aveva detto il legale dei 2 sciamani ai nostri microfoni. Alex si è allontanato da solo. Non vorrei entrare nel merito perché poi tutto questo tipo di confronto credo che non vada fatto sui giornali o sui media, ma vada fatto poi nelle sedi più opportune. Comunque prendiamo atto di quello che dicono e andiamo avanti. E il magnate di Singapore, finito nell'inchiesta di Venezia sulla corruzione, ha venduto Palazzo Donà e punta alla cessione di Palazzo Poerio Papadopoli, 2 edifici da lui acquistati e appunto al centro dell'inchiesta Palude. All'origine della svolta, secondo quanto riferito dai legali dell'uomo, ci sarebbe l'amarezza per le polemiche sugli investimenti dell'imprenditore asiatico in città. Il nostro assistito ha dichiarato allo studio legale Simonetti, che difende anche il suo rappresentante italiano Luis Lotti, ha deciso da tempo di dismettere le attività a Venezia, non a causa delle indagini, ma per l'impossibilità di gestire gli investimenti in questa città nei termini in cui è abituato a fare nelle altre realtà del mondo in cui si trova a operare come investitore istituzionale. Questa la nota. Il mondo del giornalismo sportivo piange Paolo Scarfi, scomparso prematuramente questa mattina all'età di 61 anni. Profondo conoscitore dello sport mestrino, calcio e basket soprattutto. Per molti anni era stato collaboratore di Radio Carpini, del Gazzettino e del trimestrale Periodico di Venezia, dove approfondiva le news sportive dalla terraferma. Recentemente ha collaborato con passione alla realizzazione di un playground nell'oratorio della chiesa della Beata Vergine Addolorata, intitolato a Matteo Marchiori, ex presidente della FIP Veneto, la Federazione Pallacanestro, scomparso nel 2020, di cui era grande amico. Oggi la Cimestre ha dedicato un minuto di silenzio in sua memoria prima dell'inizio della partita di allenamento congiunto tra gli arancio-neri e la Virtus Verona allo stadio Baracca. Lascia la moglie Tania, il figlio Lorenzo, molti amici naturalmente che lo piangono, una persona corretta, gentile e generosa. L'ultimo saluto il giovedì 22 agosto alle 10:30 nella chiesa della Beata Vergine Addolorata, conosciuta come Servi di Maria. E profondo cordoglio al Lido di Venezia per la scomparsa del presidentissimo Giovanni De Col, pioniere del basket in Laguna, decano degli imprenditori. Aveva 86 anni, lo ricordiamo ripercorrendo alcune parti di una sua intervista rilasciata 2 anni fa proprio ad Antenna 3.
La notizia della morte di Giovanni De Col, scomparso ieri pomeriggio all'età di 86 anni, si è diffusa rapidamente in città. L'ultimo saluto sarà mercoledì alle ore 9 nella chiesa di Santa Maria Assunta nel borgo di Malamocco, al Lido di Venezia, dove abitava. Lo ricordiamo riproponendo alcune parti di una lunga e bella intervista rilasciata ai microfoni di Antenna 3 nell'aprile del 2022 in occasione dei festeggiamenti per il suo compleanno. Le nostre squadre di pallacanestro hanno giocato per 10 anni con sponsor molto importanti, perdendo pochissime partite, vincendo anche un record mondiale. I suoi ragazzi oggi ovviamente cresciuti e sempre unito attorno a lei, è un bel segno. Mi hanno mai abbandonato, mi hanno sempre salutato, sempre venuto alle mie feste e mi vogliono un bene perché al Lido non c'era la pallacanestro, l'ho portata io. De Col, che lascia la moglie Marisa, i figli Luisa, Fabrizio e Luigi e 5 nipoti, ha operato per decenni nel campo dell'edilizia, fondato e creato dal nulla il suo centro sportivo Cadelmoro, portato in Serie A anche il tennis con la squadra del suo circolo, appunto il Cadelmoro. Aveva un rammarico: non riuscire a vedere completata la piscina olimpica al Lido di Venezia. Mi auguro che qualcuno capisca che portare una piscina olimpica al Lido non è portare una gara di nuoto, è da portare centinaia di persone che assistono alle gare e ai campionati europei italiani. Il basket come è cambiato in questi anni, i suoi anni, il basket di oggi? Il basket è cambiato perché qua si parla solo di soldi, prima si parlava solo di passione. Adesso parliamo dell'ondata di maltempo che attende il Veneto. La Protezione Civile ha dichiarato lo stato di attenzione, l'allerta gialla per criticità idrogeologica per temporali su tutto il territorio regionale. L'avviso vale dalla mezzanotte di oggi fino alle 18 di lunedì. Per quanto riguarda le previsioni meteorologiche, tra la tarda serata di oggi e domani è prevista una fase di tempo instabile, a tratti perturbato, con frequenti precipitazioni a prevalente carattere di rovescio e temporale che interesseranno gran parte della regione, con possibili fenomeni anche di forte intensità. Lunedì permane una circolazione ciclonica che porterà delle precipitazioni diffuse e consistenti anche a carattere di rovescio o temporale, soprattutto su pianura e costa, in esaurimento in serata. Gli albergatori veneziani tirano le somme con un agosto sottotono, dicono, e per la ripresa si punta sulla mostra del cinema che è ormai alle porte. Per gli alberghi agosto è mezza stagione, non ci sono persone, abbiamo un tasso di occupazione intorno al 70%, però non può essere paragonato questo tasso di occupazione a quello dei mesi primaverili o di settembre, ottobre e novembre. A Venezia per gli albergatori è tempo di bilanci, con fatturati clamorosamente in calo nonostante la copiosa presenza di turisti agostani. Ma questo è tendenziale, un po' come tutti gli anni pre-pandemici e anche come l'anno scorso. Per la ripresa si conta sulla mostra del cinema. Per cui nessuna preoccupazione agli albergatori veneziani, che si stanno preparando invece per l'arrivo degli ospiti importantissimi del Festival del Cinema e gli importanti flussi che giungeranno a partire dai primi giorni di settembre. Per ottobre previsioni già positive. E poi a novembre si chiuderà la stagione veneziana e tireremo le somme di come è andato il 2024. Le somme saranno sicuramente positive. E si stanno affinando gli ultimi dettagli organizzativi per la partenza di una nuova missione umanitaria, la numero 17 di Mediterranea Saving Humans. Tutto è quasi pronto, si stanno affinando gli ultimi dettagli pratici e di bordo per la nave Mare Ionio della ONG Mediterranea Saving Humans, che è pronta ancora una volta a salpare per dare assistenza e soccorso ai migranti in difficoltà nelle acque del Mediterraneo centrale. Portavoce della missione sarà sempre il veneziano Beppe Caccia, mentre l'armatore Luca Casarini nel luglio scorso ha incontrato anche Papa Francesco conversando con lui. I valori e contenuti della missione, sostenuta grazie anche a una raccolta di fondi della società civile, sono sempre gli stessi: dare aiuto a chi è in difficoltà in mare. La nave dunque non molla dopo essere stata bloccata più volte per effetto del decreto Piantedosi e aver scontato lo stop. Riparte più convinta che mai. La partenza per la missione numero 17 è questione di pochi giorni.
Adesso parliamo di economia e mondo del lavoro, con l'allarme che ha lanciato la CGIA di Mestre, perché in 10 anni è stato perso in Veneto più del 20% dei lavoratori artigiani, problema che rischia di diventare grave in futuro. Sentiamo. Continua a scendere il numero complessivo degli artigiani presenti in Veneto. Stiamo parlando di persone che in qualità di titolari, soci o collaboratori familiari svolgono un'attività lavorativa prevalentemente manuale e sono iscritti presso l'INPS nella gestione artigiani. Se nel 2012 erano quasi 196.000 unità, rispetto al 2023 la platea complessiva è crollata del 23,4%, meno 45.822 persone, attestandosi su una soglia che supera di poco i 150.000 lavoratori. L'SOS è lanciato dall'ufficio studi della CGIA, che ha elaborato i dati dell'INPS. Ce ne accorgiamo subito quando si rompe la corda della tapparella, abbiamo una perdita di acqua in bagno o non riusciamo ad aprire la porta della nostra abitazione. Non sappiamo a chi rivolgerci. Figuriamoci fra qualche anno, quando il numero di falegnami, degli idraulici, dei fabbri è destinato a diminuire ulteriormente a causa della denatalità. La contrazione del numero degli artigiani si nota anche a occhio nudo, sia in città che in provincia sono in via di estinzione tantissime botteghe artigianali, il che cambia anche il paesaggio urbano. Molte attività storiche di famiglia che hanno contraddistinto quartieri, piazze e vie stanno scomparendo. L'invecchiamento della popolazione, l'insufficiente ricambio generazionale e la feroce concorrenza della grande distribuzione, oltre ai cambiamenti dei consumatori che preferiscono spesso l'usa e getta anziché il prodotto fatto a mano. Dobbiamo correre ai ripari investendo di più nella scuola e nella formazione professionale, ridando dignità a molti mestieri che negli ultimi decenni hanno subito una forte svalutazione culturale che ha provocato l'allontanamento dei giovani dal mondo dell'artigianato. Tra le province venete sono Rovigo, meno 31%, Verona, meno 27% e Padova, 24,7%, quelle ad aver subito le flessioni maggiori, mentre Vicenza, Venezia e Treviso, tutte attorno al 20%, hanno subito decurtazioni contenute. Parliamo della Croce Rossa Venezia adesso, che ha stilato numeri da record della sua attività dei primi 6 mesi dell'anno, spia di una crescente richiesta di interventi e urgenze. Tra queste la necessità di acquistare una seconda idroambulanza per la laguna. Che cosa significa fronteggiare questo più 37%, quindi questo aumento di emergenze rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso? Quali sono questi interventi? I nostri interventi variano sia dalla parte in collaborazione col SUEM, con la Convenzione, nella quale noi interveniamo in base alla chiamata. 2024 da record per il Comitato di Venezia della Croce Rossa Italiana, il cui motto è ovunque per chiunque. Nel report delle attività svolte nel primo semestre, con dati fino al 30 giugno scorso, si evidenzia un aumento molto significativo dei servizi erogati. In totale sono stati precisamente 2.312 contro i 1.456 dello stesso periodo del 2023. Spia di un significativo aumento dei bisogni di salute e di supporto alla persona, come spiega il presidente Marco Semenzato. Ma anche sono servizi cosiddetti secondari, ma secondari non lo sono, perché alla fine sono persone che hanno bisogno magari di un trasporto da casa all'ospedale, sono allettate e non possono farlo in macchina, e allora vengono a chiedere a noi un nostro intervento. Crescono dunque gli interventi di emergenza-urgenza, assistenze sanitarie, coperture di eventi e manifestazioni, sostegni nel sociale. A Venezia c'è bisogno inoltre di una seconda idroambulanza da mettere in servizio. Infatti la prima non basta più. Circa il 40% delle richieste di intervento non possono essere soddisfatte, richieste che da settembre cresceranno con la convenzione siglata con il SUEM, ragion per cui il 31 agosto si terrà una cena di gala di raccolta fondi. Ne servono 400.000, finalizzata all'acquisto di questa seconda e necessaria idroambulanza. All'Hotel Excelsior, che si ospita all'interno della mostra del cinema, quindi quale migliore occasione per poter anche promuovere l'attività di Croce Rossa e per ricercare donatori per questo fine.
Lo sport adesso col calcio, perché ritorna la Serie A e allora il Venezia di mister Di Francesco domani è all'esordio all'Olimpico contro la Lazio. Mister che detta la linea, dare il massimo, dice, per questa maglia. Bello tornare nella massima serie, ma conta solo il Venezia a dare il massimo per questo club e per la nostra maglia. È un discorso che punta dritto e forte sull'appartenenza, quello con cui mister Eusebio Di Francesco carica i suoi alla vigilia della prima giornata di campionato domenica sera all'Olimpico contro la Lazio, fischio d'inizio alle ore 20:45. Il Venezia arriva alla prima partita con diversi giocatori fuori per infortunio. Grande determinazione, furore agonistico, la voglia di fare una partita importante contro una squadra che sicuramente quest'anno darà fastidio alle grandi o perlomeno a una delle pretendenti a poter entrare in Europa. Per quello sarà non una partita facile, ma noi dovremo affrontare col piglio giusto, con la determinazione giusta, perché dobbiamo anche un po' rifarci della sconfitta di Coppa. Ci saranno dunque alcune variazioni rispetto alla partita di Brescia con l'eliminazione della Coppa Italia. La squadra è già desiderosa di riscatto, ma il compito sarà molto duro. Più che novità, sì, potrebbe cambiare un po' la formazione che ha giocato a Brescia, ci sono giocatori squalificati, altri infortunati che non faranno parte della gara, abbiamo reintegrato in questo momento Aps che farà parte insomma, della rosa che partirà per Roma. Però al di là di chi giocherà noi dobbiamo essere squadra, dobbiamo pensare a noi e alla base insomma, dell'inizio di questo campionato e anche del proseguo. In chiusura una notizia di servizio relativa a un appuntamento gratuito ma che è stato rinviato viste le previsioni meteo avverse per le prossime ore. La finale di Miss Cinema Veneto prevista per domani, domenica 18 agosto, quindi alla Baia di Forte Marghera a Mestre, viene rinviata a martedì 20 agosto appunto alle 21 nella medesima location. È tutto per questa edizione, grazie per essere stati con noi, naturalmente tra poco come sempre l'edizione di Treviso. Una buona serata, arrivederci.